Scatman's World. Ragazzi, siamo ad Assen ed è Polku Mendiana, torna la Polku Mendiana, Austin Assen, la doppia A. Ragazzi, qua veramente non vincere neanche questo, dobbiamo veramente proiettarci verso il titolo, fioi. La seconda gara del filotto, delle 5 gare comendiane. Vai ragazzi, andiamo. Seguiamo al massimo, questa può essere una vittoria tranquilla e senza troppi patemi d'animo. Dai fioi. The best Kuma in the world, la vittoria di Catalogna. Oh, cioè, questa roba non capisco perché deve fare questi sgombate di merda. Credo che devo usare un po' il gas, lo so, però vabbè, qua ho perso un po' di posizioni come sempre. Le mie partenze, i primi metri non sono mai il top del top. Insomma, abbiamo tutte le carte in regola per vincere tranquillamente questa gara. Prendiamo un attimo le misure e questa è vittoria, fioi. Ed è la seconda del filotto. Ciao fioi. È incredibile ragazzi, dove il Kume è in forma, comunque è in forma, non c'è niente da fare, è stato bello trombare. The best Kume in the world, vai Kume in the world, Kume in the world. Io sono il Kume da Venezia. Buono, adesso me ne voglio proprio andare, fioi. Voglio fare una vittoria tranquilla, decisa, perfetta, autoritaria, beffarda. Dai, come queste sono le mie gare. Dopo le 5 gare comendiane devo essere primo in classifica. Questa è una cosa troppo fondamentale. È l'unica cosa realmente che conta, ragazzi. E dopo gestire nelle gare sfavorevoli. È questo quello che devo fare. Abbiamo la moto per poter vincere, è la nostra. It's a crazy cool, crazy cool, crazy cool, crazy cool. Ottimo come. Come se ne sta andando, 1 secondo e 2, molto bene. Se penso che a Austin ha fatto la vittoria più clamorosa, addirittura quasi 5 secondi di vantaggio. Purtroppo se non c'era quel ritiro beffardo di Le Mans, veramente una beffa. Crazy Beth, crazy Beth. Deve essere una vittoria tranquilla. Questa quarta stagione comendiana, la stagione che deve portare al titolo mondiale. Ho perso qualcosa, però diciamo che sto anche gestendo un po' la situazione perché non serve proprio correre tantissimo. Sono contento di avere come gare favorevoli Assen, che è insomma la Monte Carlo della MotoGP, la gara più importante, forse più prestigiosa. E il Kuma in fuga, il Kuma vuole electric comendiano, giro veloce, pole position e vittoria. Giro record di veneziano, fastest lap del Kuma. Il Kuma vuole la terza vittoria stagionale, la seconda di seguito, la seconda consecutiva anzi. Kuma vogliamo un Kuma preciso quest'oggi, che Assen si guida solo di sabato. La tensione è incredibile, veneziano con questa vittoria prende altri punticini sui rivali. Ne è consapevole, ma la strada è ancora lunga perché ne mancano altre 3 e almeno queste 3 le dobbiamo vincere, oltre a questa che insomma al 90% è nostra. Veneziano ad Assen è un maestro. Dai, crazy Kuma, crazy Kuma.
2 secondi e 5. Il Cume può gestire il tutto tranquillamente. Poi si può anche fermare. E il Cume va a vincere la terza gara stagionale, la seconda consecutiva. Continua il filotto continua. Grande Cume. Proprio vittoria tranquilla, ragazzi. Dove sono in forma, non c'è nulla da fare. Le mie gare sono le mie gare. Il Cume saluta tutti e ne porta a casa un'altra. Veneziano è qua al quarto posto a meno 26. Sta rosicchiando il Cume. Vai Cume. Buono. Difficoltà reale, mettete bene. Ok, andiamo a vedere la cerimonia del podio. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.